Due, una. Divento rosso e non sono riuscito a eliminare questo problema. Che poi non è un problema, è un'emozione la timidezza. Ma non massa però. Bene, vai. E questa non è un'intervista con domande, ma con degli oggetti. Noi vorremmo dare degli oggetti che ci hanno selezionato i ragazzi studenti e lei li dovrebbe commettere. Che oggetti è? Il primo è questo. Beh, è un tronco, no? Un tronco di legno, emana calore, non senti che ti dà energia. Io qua ci vedrei un piccolo presepe, una maternità col bambino. Se mi dai un pennarello te la potrei disegnare, però era troppo scontato un pezzo di legno, insomma, dai. Comunque è bello, dai. Vieni qua. La caccia, la cartuccia esplosa tra l'altro. Chi avrà ammazzato questa cartuccia? Mi dà l'idea di un bossolo esploso, quindi di un cacciatore. Io sono stato cacciatore, bracconiere, stato processato, non me la sento di fare polemiche con chi va a caccia, ognuno fa le proprie scelte. Io non ammazzo più animali, però non posso infierire su chi lo fa, preferirei di no. Vai avanti, mi volete proprio inchiastare. Beh, questa è una bottiglia vuota, è un incubo, le bottiglie vuote è sempre un incubo. Potrei parlare del problema dell'alcol dei giovani, che non è la droga il problema dei giovani, è l'alcol, ma neanche pretendere di dire a un giovane di non bere come pretendere che non piova, per cui è ora, sarebbe ora di insegnare ai giovani a bere come si beve, educare al buon bere. La bottiglia vuota, insomma, però mi fa tenerezza la bottiglia vuota. C'è furbastri qua, hanno preso proprio i temi più. L'ultimo oggetto. È una scatoletta. Io sono cresciuto a scatolame perché vivevo da solo. E ora torno a vivere da solo e quindi ho incentivato le crescite della Simmental, di queste robe qui. Dove va una volta consumata la lamiera qua? Impariamo a fare la raccolta differenziata, dobbiamo educarci a farla. Su da noi cominciano ora, ma è difficile perché è una noia selezionare la plastica, il vetro, la lamiera. Bisogna impegnarci a sacrificarci a fare la raccolta differenziata. Secondo me per evitare il problema delle immondizie e da farne meno. Sono andato a pigliarmi un dentifricio, no? Anzi, uno spazzolino. E c'erano 4 cartocci. Datemi lo spazzolino con un cappuccio che salvi le setole, perché ognuno può metterci mano. Invece c'era lo spazzolino col salvasetole dentro in una custodia di cartone e di plastica, la quale era in un altro sacchettino, quindi erano 5 immondizie. Bisogna limitarle, per risolvere il problema delle immondizie bisogna non produrne. Non dico totalmente, ma un buon 60% si può fare a meno di produrle. Adesso mi avete provocato anche troppo, tira fuori un preservativo, tira fuori qualcosa di serio. L'ultimo oggetto è l'oggetto che non c'è, il sasso, che è il tema dell'ultimo suo libro. 2 parole, poi parlerà. Sì, ma il sasso, questo qui è un libro diverso. La corrente cos'è? La vita, l'esistenza di tutti noi, di tutti voi. Anche di un ragazzino, tu avrai quanto? 18 anni, già la corrente ti ha fatto girare e rendendoti essenziale, ti spoglia, ti libera, ti leviga, ti smussa da tutte queste acuminatezze, spigoli, angoli. Io ho 62 anni e ormai sono rotondo, il che non vuol dire di essere finito, diventi essenziale, per cui badi al sodo, non fai più polemiche, non hai più voglia di sgomitare, di raggiungere successo o di non raggiungerlo, cioè fai meno risse quando bevi, cioè ecco l'essenzialità, la vita è come una corrente, a furia che rotolare ti rende tondo e quindi dovrebbe renderti anche con giudizio, il che non è detto ed è da provare, però meno angoli e spigoli vivi sì. Avete ancora oggetti? No, basta. Ormai sto qui, cosa vuoi che torni lì a fare? Sì.